Allora, siamo con Giulio Piccoli al termine della partita con il Bassano. Era una partita importante perché veniva dopo l'eliminazione dalla Champions League. Con che spirito l'avete affrontata e che reazione ha avuto la squadra al KO in Champions? La squadra ha avuto una reazione normale, diciamo. Noi eravamo tranquilli, volevamo vincere la partita perché era l'ultima di regular season e volevamo finire al meglio il campionato. E noi puntavamo a vincere e ci siamo preparati bene e l'abbiamo affrontata al meglio. Come valuti la partita col Bassano? Insomma, Bassano è sempre un avversario ostico per tutti. In che cosa secondo te siete stati superiori all'avversario? Sicuramente abbiamo avuto molta grinta nella partita, l'abbiamo portata avanti bene, il risultato è sempre stato lì, ma comunque noi abbiamo continuato ad attaccare, difendere e secondo me siamo stati superiori da un punto di vista dell'atteggiamento. È stata una partita importante anche per te, sei rientrato, hai giocato un buon minutaggio, soddisfatto della tua partita? Sì, sono soddisfatto, ho fatto un buon minutaggio e sì, sono soddisfatto. Adesso ci sono circa 10 giorni per recuperare un po' le energie e poi ci si butta a tutta sui playoff scudetto perché c'è questa cosina da onorare fino in fondo. Con che spirito ci si deve presentare ai playoff dopo questo secondo post in regular season? Noi siamo pronti al tutto, ci stiamo preparando al meglio e puntiamo a vincere. Noi ringraziamo Giulio Piccoli e facciamo un in bocca al lupo al Trissino per i playoff.